E per avere risposte sul valore e sulle qualità di questa DOCG, di questa Asolo DOCG Prosecco Superiore, non potevamo non avere un collaboratore migliore in Lauciani, direttamente dal TG5, da Gusto. Ciao! Allora, proviamo a dire a chi ci segue che cosa esprime questo vino. Allora, diciamo le caratteristiche dell'Asolo Prosecco Superiore essenzialmente sono quelle di una struttura più definita, un pochino più importante, di una cremosità gustativa leggermente superiore rispetto al più famoso cugino dell'altra parte del Piave. Dal punto di vista aromatico siamo su un profilo abbastanza simile. Quindi abbiamo queste note fruttate, di pera, di albicocca soprattutto, e questa sensazione floreale di glicine a sostegno. La cosa gradevole è qualche leggero condimento agrumato e minerale che dà un pochino più di ampiezza al ventaglio olfattivo. Andiamo al gusto. Bellissimo il dialogo tra la freschezza, corroborata ovviamente dalle bollicine, la sapidità e questa sensazione leggera di morbidezza fruttata che chiude il gusto e lascia una persistenza molto molto interessante. Un peccato bello soltanto come aperitivo, questo è un grande vino da tutto pasto, dobbiamo valorizzarlo come vino a tutti gli effetti. Luciano, ed infine il territorio che esprime questo prodotto è un valore aggiunto eccezionale. Dicevi, il vino è cultura. Il vino è un prodotto culturale e io l'augurio migliore che posso fare alla neonata Asolo Prosecco Superiore DOCG è che oggi effettivamente ancora continua a parlarsi di brand Prosecco, domani si parli di brand Asolo e Prosecco sia soltanto lo strumento di esaltazione di questo territorio. Come sempre molto bravo e grazie davvero per la tua collaborazione, grazie. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi ancora testimonianze da questo stupendo, straordinario mondo. A tra poco. Mercato straordinario agricolo a Crespignaga in piazza Bolzon. La ciliegia ovviamente protagonista assieme a tanti altri prodotti tipici del territorio. Sentiamo l'assessore comunale alle attività produttive Aldo Serena. Abbiamo pensato come amministrazione per valorizzare questa nuova piazza, pensato anche di portare questo mercato ortofrutticolo a chilometri zero. Grande l'impegno di Coldiretti nel sostenere l'iniziativa. Ce ne parla il segretario Coldiretti Asolo e Montebelluna Antonio Maggiotto. Siamo presenti con 14 aziende iscritte a Coldiretti nell'ambito dell'iniziativa del Comune di Masera della promozione del prodotto tipico del territorio che è la ciliegia. Si sa, mangiare ciliegie fa bene alla salute ed è ideale per gli sportivi. Non a caso a Crespignaga sarà organizzata la 9ª corsa podistica tra ulivi e ciliegi. Ma torniamo alle nostre ciliegie. L'assessore alle attività produttive ci parla dell'importanza della ciliegia nell'economia di Masera. È un buon aiuto per molti dei nostri cittadini poter in questo periodo portare a casa dei soldi con la ciliegia, perché la ciliegia è il primo frutto che viene in agricoltura e da ex produttore e attuale anche produttore di ciliegie so che è il primo prodotto, gli agricoltori sono sempre stati nella nostra zona interessati, hanno sempre portato avanti queste varietà di ciliegie perché è il primo soldi che arriva da dentro un agricoltore. Rientriamo in questo studio ideale, siamo ancora nella tipoteca italiana dove l'Evviva, questa nuova Asolo DOCG, sta continuando un festeggiamento che è anche un progetto economico. Abbiamo con noi ancora Marco Marcolin, sindaco di Cornuda e l'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato. Allora Marcolin, intanto la soddisfazione di avere attenzione da Regione Veneto in particolare che è venuta anche a lanciare dei buoni messaggi di comunicazione e di sviluppo di questa DOCG. È chiaro che per dare continuità abbiamo bisogno degli attori principali che sono sicuramente il Ministero e la Regione. Da soli non andiamo da nessuna parte, da soli possiamo arrivare a qualche risultato, assieme possiamo andare veramente distanti, assieme possiamo creare qualità e redditività per il nostro territorio che oggi ne ha veramente bisogno.
Grazie Sindaco, e quindi questa nuova DOCG è un'altra freccia all'arco del paniere regionale, è così Manzato? Sì, è così, proprio perché è un'eccellenza e io penso che con le eccellenze ci possiamo presentare nel panorama mondiale ma anche nel panorama italiano in maniera forte, non solamente facendo vedere un prodotto di altissima qualità ma anche unendo questo prodotto ad un territorio che è pieno di cultura, di tradizione, di ambiente assolutamente eccezionale. E la Regione del Veneto è pronta a scommettere non solamente con le risorse dell'OCM Vino, quindi 35 milioni di euro nei prossimi anni, ma anche attraverso la tecnologia, l'utilizzo della tecnologia, quindi i chip all'interno delle etichette del vino. Ecco, infatti c'è questa novità che lei sta testando, un microchip nell'etichetta del vino che poi avvicinato a un cellulare, insomma, racconta la storia di quel prodotto. Racconta la storia del prodotto, del territorio e anche del produttore, perché vogliamo far vedere anche il viso di chi produce, di chi fa fatica e chi giustamente poi deve avere anche un reddito da questo tipo di lavoro. Ecco, infine lei diceva, attenzione però, non facciamo confusione, ogni prodotto deve essere valorizzato per quello che rappresenta, quindi la DOCG Conegliano Valdobbiadene è una cosa, sempre eccellenza, e la DOCG di Asolo è un'altra eccellenza. Sono due eccellenze però che devono avere un unico comune denominatore, il fatto che essendo delle eccellenze rispetto alla DOC deve essere valorizzato anche il reddito, non possono fare uno sforzo importante come hanno fatto nel riconoscimento della garantita senza avere anche una remunerazione importante rispetto al prodotto. Quindi spetta al consumatore anche leggere bene le etichette e riconoscere in quel DOCG un valore aggiunto. E spetta anche a noi e anche ai consorzi di promozione turistica far conoscere questa differenza. Allora, noi davvero ringraziamo per queste testimonianze, siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte. Tra poco nella seconda parliamo di eccellenza, questa volta della carne con Azove che ci racconta uno sviluppo, una nuova avventura. A tra poco. Il dolore di chi resta dura per tutta la vita. Cerca di volerti bene.